Amici di Calcio Napoli 24, buonasera, avete cambiato schieramento. Siamo dalla trattoria pizzeria Garofalo, in pieno Francoforte, con un po' di tifosi del Napoli che vivono qui, che sono arrivati qui, insomma, serata leggera. Oggi abbiamo mostrato in diretta Spalletti, Glasner, i calciatori sia di Lorenzo che Gozze, ha parlato De Laurentiis, insomma ci sono tanti argomenti, ma l'argomento centrale è la partita di domani. Esatto. Partiamo da voi, che siete i proprietari di casa. Vai Salvatore, vai primo papà. Vai Salvatore. Allora, nome innanzitutto per chi non ti conosce. Angelo Garofalo, e sto da 31 anni qui in Germania e mio figlio ha aperto questa attività 3 anni fa. E diciamo così siamo napoletani cresciuti e pasciuti. Siamo di Nocera Inferiore, ma mio figlio ci ha tatuato il Napoli qui sopra. È una passione da piccoli che noi ci abbiamo. Comunque, per riguardo alla partita di domani, il Francoforte è tosta la partita, sarà un po' dura la storia, però il Napoli ce la può fare perché quest'anno non ce n'è per nessuno. Salvatore, tu invece ci racconti un po' l'atmosfera di domani, che allo stadio ci saranno 50.000 tifosi, 2.500 sono i biglietti venduti ai napoletani nel settore ospiti, ma ne sono tantissimi di napoletani che saranno qui a Francoforte. Quelli che non sono riusciti a prendere il biglietto saranno vostri ospiti qui. Sì, domani ci sarà il pieno da noi. Questo è un piccolo stadio domani. Un piccolo stadio domani, sarà bellissimo, non vedo l'ora che viene domani, davvero. L'abbiamo sperato. Salvatore, raccontaci un po' questa attività, dicevi che è nata nel periodo del Covid. Nata nel periodo del Covid, era a febbraio, è cominciato. 2020 abbiamo aperto questa trattoria napoletana, abbiamo fatto dimostrare un po' i nostri sapori. Qui è andato in Germania perché un po'. Vabbè, poi... Ma qual è il menù di domani sera? Panino si può dire? Sì. Panino, salsiccia e friarelli con provola e bicchiere di Gragnano vicino. Che ci sta benissimo con la partita di domani. Direi di sì. Porta fortuna salsiccia e friarelli. Speriamo che porta fortuna. Nome? Allora, io sono un altro Garofalo, sì. Vincenzo Garofalo, sono lo zio. Niente, abbiamo visto questa attività, quando l'ha aperta lui gli ho detto guarda, lo devi aprire e devi portare un po' le nostre tradizioni qua. Cioè, non mancando la maglietta di Diego che... L'abbiamo dovuta spostare. Ci accompagna sempre. Niente, quando c'è la partita purtroppo alcune volte loro la vedono qua, no? Ma io non posso perché divento nervoso. Però quest'anno sono più rilassato, no? Perché ho visto che proprio il gioco viene proprio... E poi i tifosi del Francoforte sono molto, molto agguerriti, no? Sei di Napoli, sì. Domani prendi tre polpette, dico guarda, da me si dice prende 3 babà. Ti stanno provocando, Sì, tantissimo. Ma loro, raccontatemi anche questo, perché poi anche oggi nei collegamenti in TV che abbiamo fatto mi chiedevano l'atmosfera qui dei tifosi di qua. Io non ne ho incontrati tantissimi, però voi sicuramente ne conoscete tanti. E loro che convinzione hanno oggi? Che vincono così? No, loro già hanno vinto. Così facile. No, però è così scontato. A Napoli no. No, dicono che loro in casa hanno il fattore ospite, esatto. Che noi siamo ospiti là, quindi loro hanno già un punto di vantaggio. Però non hanno capito. Io li voglio che devono giocare belli aperti. Perché quando noi abbiamo belli aperti giocano, noi entriamo bello dentro. Penetriamo. Che bello. Ma a proposito di questo, c'è un'altra polemica. Oggi c'era il volantino degli Ultras del Francoforte che si lamentano insomma della impossibilità di fare questa coreografia con la pirotecnica e si lamentavano del vigili del fuoco e delle autorità locali che non glielo permetteranno. È qualcosa che sta, almeno a quello che dicevano loro nel comunicato, sta accadendo in tante città tedesche. Certo. Però ragazzi, a me sembra la normalità, cioè portare all'interno degli stadi, anche da noi in Italia, pirotecnica, fuochi d'artificio. Io penso essendo una partita di Champions League, hanno adottato un po' di sicurezza in più. Sapendo pure che i napoletani sono un po' testa calda, diciamo, evitiamo di non dire. Anche sì, loro di più, loro ancora di più, quelli sono proprio pazzi. Allora, tu invece come ti chiami? Io mi chiamo Sebastiano,
Anche tu di Nocera? No, no, sono di Frattamaggiore. Di Frattamaggiore. Sono da 33 anni qua in Germania. E quando arriva il Napoli è sempre qui, Forza Napoli. E quando arriva il Napoli qui è un evento. Sì, sì, ma io sono stato anche a Monaco di Baviera, sono stato a Dortmund, sono stato a Wolfsburg. Anzi, Forse tranne Wolfsburg non è che hai portato benissimo. Diciamo, quando il Napoli... Dobbiamo rifarci, guarda, forse 2 sconfitte, una vittoria, con questa magari 2-2, pareggiamo i conti. No, domani 3-0 per Napoli. No, questo dicevo. No, e chi sente con i colleghi? No, E chi è sente? non E chi è sente i colleghi che mi ingoppano a fare? No, ma infatti questo dicevo perché Borussia e Monaco non ci hanno dato 80% tutti i tifosi dell'Eintracht. Ce l'hai? Te lo devo toccare, lo tocchiamo. 80% sono tutti i tifosi dell'Eintracht e allora è sempre Forza Napoli. Poi c'è un'altra pagina, chiedo a Emanuele anche di andare un po' di là, poi dopo vengo anche da te. Prendetevi il microfono perché voi invece siete venuti da Napoli. Sì, in realtà, dall'Italia, diciamo. sì, in realtà noi ci siamo conosciuti a Fiumicino, aereo. perché loro venivano da Napoli e io partivo già da Roma. Da Roma. E siete fra quelli che non siete riusciti a prendere il Sì, biglietto. siamo accomunati da una sorte triste, Avversa. diciamo così. Però partiamo proprio dal principio, dalle polemiche e dalla difficoltà di prendere questi biglietti. Effettivamente è diventato praticamente quasi impossibile con Ticket One. Guarda, ne parlavamo oggi, è una stortura secondo me, perché dare un voucher all'abbonato e poi l'abbonato rivende il biglietto a chiunque è un autogol. Quindi mi sento di chiedere alla società di risolvere questo problema, perché è davvero triste che un tifoso, anche abbonato, non riesca poi a vedere la partita. È veramente una stortura, secondo me. Poi c'è stato tra l'altro anche il problema relativo al fatto che l'Eintracht vende i biglietti prima ai membri, poi agli abbonati, se restano li vende con la vendita libera. Ma praticamente non ci sono mai arrivati alla vendita libera. Sì, guarda, io l'ho seguita a gennaio perché avevo preso il biglietto aereo praticamente subito dopo il sorteggio e ho seguito l'iter di Francoforte. Anche lì era impossibile prendere i biglietti, però ti devo dire, mi concentrerei di più su quello che è stata la vendita da parte del Napoli, perché anche le famigerate agenzie hanno di fatto polverizzato i biglietti prima che questi biglietti fossero messi sul mercato. Quindi secondo me di aree grigie ce ne stanno tante e andrebbero risolte al più presto. Nome? Luca. Mario? Mario, tu vieni da Napoli, sei qui per questa partita. Sì, esattamente. Non la vedrai allo stadio. Purtroppo no. Purtroppo no. La vedrò qui dalla famiglia Garofalo che ci ospiteranno domani sera con un bel panino. Però che partita ti aspetti, dai? E soprattutto raccontami un po'. Se eri fra quelli che a inizio anno credevano potessimo fare una bella stagione o eri diffidente e ti sei ricreduto? Ma io in realtà, all'inizio della campagna acquisti ovviamente non mi aspettavo ulteriori acquisti da parte del presidente, però sono stato smentito e a fine campagna acquisti io già dicevo che questa rosa secondo me era molto più completa e ampia rispetto alle rose degli anni precedenti. E comunque erano tutti ragazzi giovani e potevano far bene, però onestamente non mi aspettavo risultati del genere sia in campionato sia in Europa, perché comunque abbiamo visto risultati e numeri veramente stratosferici, ma per chiunque, e lo testimoniano anche il fatto che le testate comunque giornalistiche europee e italiane ci stanno dando comunque valore. Chi ti ha impressionato di più? Ma onestamente Kim e Kvara ovviamente su tutti, perché entrambi ricoprono il proprio ruolo al meglio e parlano i numeri. Poi ovviamente c'è Lobotka che è un po' il cervello della squadra, che secondo me è veramente irrinunciabile da parte di Spalletti, lo testimonia anche l'ultimo braccio alla sostituzione in campionato. Tu sei invece parente dei Garofalo, però è arrivato. Il signorino qui è stato insieme a Amsic, la mamma era slovacca. Sì, mia mamma era dello stesso paese della moglie di Marek, Luganska Bistrizza. Sì, e quindi l'hai Era- conosciuto sì, bene. un po' l'ho conosciuto. Ho venuto a mangiare a casa mia, io sono andato a casa sua. Bella esperienza. Bella esperienza, sì. Che era pure il mio idolo, e incontrarlo è stato la prima volta che l'ho visto, è un'emozione incredibile. Ma c'è qualcuno che in questi anni è riuscito a prendersi il cuore dei tifosi come Amsic, come in quel periodo Lavezzi? Cavani, Cioè, sì. questo Napoli è cambiato tanto.
Però quello che è rimasto, oltre vabbè, l'aumento della qualità della rosa, però ci sono quegli idoli, i Lavezzi, Hamsik, Cavani che hanno lasciato qualcosa, i Mertens. Mertens, Insigne, comunque il nostro capitano l'anno scorso, comunque in questi anni ha dato il massimo per il Napoli. Di questa rosa oggi forse sono da troppo poco tempo per farsi apprezzare. Sì, ovviamente sì. Zio Mario. Zio Mario? Zio Mario. Mario. Però per fortuna che abbiamo Kvaratskhelia che l'ha sostituito al meglio. Tu come ti chiami? Ricordami. Nello, parto da te per un giro. Perché oggi ha parlato De Laurentiis, che è subentrato in sala stampa mentre eravamo lì in attesa di Spalletti e di Lorenzo, e ha detto, vi leggo proprio i temi principali. Il Napoli è da sempre competitivo, ricordate l'Intertoto e tutto l'escursus che ha fatto, ma soprattutto è il club più onesto, ha detto, con una bordata a altre squadre. Poi ha detto, i tifosi diffidenti in estate, sì, è normale, è il ruolo dei tifosi. È il ruolo dei tifosi, ma io vi dissi il 30 maggio a Palazzo Petrucci che avremmo vinto lo scudetto, l'ha ribadito. E poi ha detto, la Champions è più importante vincere la Champions che lo scudetto, per me per quello che ti dà a livello internazionale. Sono tutte considerazioni condivisibili. Che idea ti sei fatto di questo De Laurentiis 2.0 di questa stagione? Quest'anno è riuscito in una grande impresa, comunque riducendo il monte ingaggi, con una squadra che ha diminuito così, che con la partenza di Mertens, di Insigne, di Koulibaly, comunque ha allestito una rosa di grande livello, soprattutto con i nuovi acquisti. Voglio un giro su De Laurentiis, dai. Io direi vinciamo prima qualcosa e poi cominciamo a volare alto, perché mi sembra che come tanti l'entusiasmo prende. Però sai, il vantaggio è qualcosa di storico. Il cavallo si vede alla Sono fine. d'accordo, però dobbiamo vincere prima e ancora non abbiamo vinto nulla, quindi va bene avere questi punti di vantaggio, voliamo bassi, manteniamo i piedi per terra, poi per festeggiare ci sarà tempo, per volare ce ne sarà ancora di più di tempo, però piedi per terra. Mario? Allora, diciamo che il Presidente, sotto il punto di vista imprenditoriale, nulla da dire, solo elogi per la gestione che ha della società, anche a discapito comunque di tutte le critiche che purtroppo subisce, perché la piazza di Napoli è molto pretenziosa, è molto accesa, diciamo così. Sì. Però purtroppo i fatti speriamo gli diano ragione a fine del campionato e negli anni a venire, ovviamente. Pensiero su De Laurentiis? Nome? Cristian, ciao. Ciao. Io penso che fondamentalmente lui sia un grande presidente, perché comunque ha costruito una realtà sana nel corso degli anni. Non dimentichiamo il percorso che ha fatto il Napoli, comunque sia dal punto di vista proprio strutturale della società, che proprio come i campioni che sono passati da noi, che poi sono esplosi anche nella nostra squadra. Ed è forse quello che oggi ha voluto ribadire, cioè lui oggi arriva in sala stampa, che non doveva rilasciare dichiarazioni, non era previsto, sembrava voler ribadire questo passaggio in un momento dove chiaramente il campionato sei a più 15 e stai facendo benissimo, sei agli ottavi di Champions League, era un voler ribadire la bontà del suo lavoro. Assolutamente, era pure l'occasione per togliersi un sassolino dalla scarpa, è pur Sì. sempre un essere umano. Un quindi, essere umano, certo, assolutamente. spera solo che si possa continuare a investire anche come infrastrutture collegate alla società, si spera che comunque per portare poi il Napoli anche a livello di società europee un po' più solide pure sotto questo punto di vista. E se non sbaglio, se mi fate passare il microfono, tu avevi un'idea, cioè volevi mandare un messaggio a De Laurentiis, mi dicevi. Il ciclo, il famoso ciclo. Allora, io gli voglio dire, caro Presidente, io vi ammiro tantissimo, ma vi seguo già da quando ero piccolo, con i vostri film. Io voglio dire una cosa. Ti divertivi con quei film? Certo, però voglio dire una cosa. Cerchiamo di costruire un ciclo e non che solo una passeggiata adesso. Ma si può fare, perché l'anno scorso il Milan vince, ma i fatti dimostrano che non è riuscito Vabbè, a ma io vincere. dico volere e potere. Cioè, se non si va a questa squadra a romperla di nuovo, cioè manteniamo quei tasselli che veramente ci servono e cerchiamo l'idea che c'ha adesso De Laurentiis e Giuntoli di fare questi acquisti magari all'estero, cercare talenti. Va bene, io lo accetto pure se ne va Osimhen, dico guarda sei stato un grande, però lo posso capire, però cerchiamo di mantenerci
la maggior parte, perché se Ma vinciamo quindi chi qualcosa... è quello che non va ceduto in nessun caso? Ma nessuno dice perché è una Ma macchina Allora, nessuno, io dico ma nessuno è impossibile. Allora, Nessuno è impossibile. No, aspetta. una macchina vigente. Siamo chiari. Siamo chiari perché dobbiamo stare. Mo abbiamo detto che il presidente lo amiamo e mo gli andiamo dietro. Aspetta, io dico manteniamoci L'ossatura. l'ossatura. Però qualcuno dovrà perdere. Certo, ma noi già ci siamo fatti un'idea, perché poi quelle cifre bisogna pure capirlo. E chi è? Victor? Sì. Ci può stare. Lo dico con la mano È sul anche uno cuore di quelli- perché Ma guarda, no, ma guarda, la spiegazione è logica e semplice. È quello che sta da più anni, su cui oggi l'hai preso sì all'epoca a 50/70, quel che Sì. sia. Però dopo 4 anni che l'hai ammortizzato il cartellino fai una plusvalenza che è quasi che è del, che è Ma del io questo 97%, cioè una cosa incredibile. Cioè se lo vendi a 150 stai facendo 140 milioni di plusvalenza. Quindi e sono sempre state le mosse che lui rivendica come vincenti. Cioè, io non dico niente, uno dice che è uno di seconda fascia, io non credo. Noi abbiamo un signor giocatore che gioca in panchina, anzi due, Raspadori e Simeone. Io amo Simeone. Perché ci mette il cuore, quando entra sta come Osimhen, li vuole sbranare. Salvatore, ma io voglio fare un passaggio sul Francoforte, quindi vorrei coinvolgere il nostro amico di Francoforte se ci viene in soccorso. Ci vuole un par fragati. Allora vai, traduci tu. Allora, innanzitutto che partita si aspetta domani? Ubesetze Salvatore. Salvatore Ubesetze. Was erwartest du für ein Spiel morgen? Ein super Spiel. Che partita si Una aspetta? partita bellissima. Bellissima. Per chi tifa? Für 51-49? wen bist du? Für Eintracht oder Napoli? Napoli. Napoli, però io so che... Meine Freunde sind I miei amici Napolitaner. sono napoletani ok, per questo tifiamo il Napoli. Voglio sapere però chi è il calciatore che veramente bisogna temere però dell'Eintracht. Wer ist der Spieler, was Napoli von Eintracht Angst haben müsste? Dieser Naomi, oder wie er heißt, dieser Japaner. Colomwani. Kolako. Ja, genau, der. Perché? Warum? Der ist unglaublich schnell und gefährlich vorne im Veloce e pericoloso. Tra l'altro oggi Glasner ha detto ci sono tante similitudini fra Osimhen e Colomwani, cioè lui li vede molto simili come calciatori. Ma Osimhen è Osimhen. Facciamo una cosa. Vai. E quando lo prendono Osimhen quando corre? Questa è una cosa che mi piace, fammi sentire. Ciao, sono Sebastiano. Sei sempre Sempre Sebastiano. Vendiamo Osimhen, questa è la vediamo tattica. Osimhen agli inglesi. Cristiano Giuntoli, ascoltaci. Cristiano Giundici, ascoltaci, a tutti quanti. Non è una preghiera comunque. No. Comunque, se vendiamo dovessimo Osimhen 150 milioni di euro agli inglesi. E ci accattiamo a Colomwani. Colomani qua dell'Eintracht. Non male. Penso che 30-40 milioni ce la facciamo. No, non male. Ma fallo a fare, ma fallo a fare, no? Mi piace Oilund dell'Atalanta, l'altro bel calciatore. Lo accompagna. È vero, se prendiamo Colomwani lei ci assicura, lo mette sull'aereo. Mario, allora, Sebastiano lo mette sull'aereo e lo fa arrivare. Lo metto coppa all'aereo, portano. Va benissimo. Allora Sebastiano, io parto da te, innanzitutto vi ringrazio per questo momento di compagnia. Però siamo arrivati al momento clou, perché poi chi indovinerà avrà doppio panino salsiccia e friariello. Io sono sullo stadio. Pronostico. Io domani sono sullo Quando stadio. vieni te lo fanno trovare. Sono due. 2. Pronostico e marcatore. Allora, 1-3 per il Napoli. Vai. Tutto Allora, registrato, 1-3 per il non Napoli. puoi scappare. Osimhen, Ok? Karasevia, Simeone. Simeone che entra e segna. Pronostico e marcatori, vai. Allora, io devo dire pure i minuti. Se li indovini è l'apoteosi. Allora, io siccome lo studio il Napoli, Vai. noi dal 14esimo, 15esimo incominciamo a fare la nostra partita. La prima fase di studio. E prendiamo il primo gol. Ah, ok. Glasner ascolta la diretta e poi va a finire che... Cioè, gli posso dire qualcosa in tedesco, però... A carino. Glasner. Ok.
Allora, io dico nettamente, gliel'ho detto già a mio nipote, 4-0, cioè gol non ne prendiamo. 4-0. 4-0, tranquillo. 0-4. Semplice. Tranquillo. Allora, sul 3-0, perché fa 2 gol Osimhen perché ce n'ha solo uno. Ok. Dice vuole recuperare. Uno Kvara, poi toglie Osimhen sul 3-0 perché lo fa rifiatare. Simeone. Entra Simeone, 4-0, basta. Non è male. Bellissimo. Salvatore. Pulito. Poi voglio anche il pronostico del nostro tifoso. 2-0 Napoli, Lonzano, Kim. Glielo devi dire però, non ci sta seguendo, glielo devi tradurre. Wer wird morgen Tor schießen? Napoli, wie viel gewinnt Napoli, wie viel gewinnt Eintracht? Eintracht ist in Frankfurt immer ziemlich stark. È più bravo, ok. Es wird knapp für Napoli ausgehen als Un Sieger. pari? Unentschieden ist auch möglich. 1-0. Aber 1-1. ich glaube, in Napoli gewinnt in Neapel sicher. Lo caccia, ha già detto che lo caccia. Fine di un'amicizia. Papà? Io ho preso già il risultato del Liverpool, dell'Ajax, il 4-1, il 4-2, il 3-0 del Rangers. Non mi voglio... Però diciamo un Io dico pronostico che domani un'altra volta insisto 4-1. 4-1. Sì. Marcatori? Anche uno, dai, dimmene uno. Io dico 2 Osimhen, Kvara e Ociolito. Ciolito. 4. Sì, invece per me io l'avrei una partita piena di gol. La goleata. Sì, secondo me o 2-2 o 2-3. 2-3. Anche se è un quarto di finale comunque. No, è una partita molto aperta, poi entrambe le squadre giocano molto bene. Perché loro comunque per Sono una gli bella ultimi squadra. risultati comunque è una squadra che prende tanti gol. Sì. Ottavi finali ci può stare il pareggio. 0-2 Osimhen e Elmas. Bello, bello. Oggi ha parlato di Elmas in conferenza stampa. Allora, per me finisce 1-2 per il Napoli, segna Osimhen e Zielinski. No, concordo con lui, penso la 1-2. stessa cosa. Sì, sì. 1-2 Un gol Zielinski. concediamoglielo, comunque sono Dai, in casa un- loro. Tra l'altro non esiste neanche più il gol trasferta, Disegna. quindi ormai... Gli stessi che hai detto tu, sono d'accordo. Ragazzi, grazie mille. Domani mi raccomando, chi vuole essere allo stadio, ma altrimenti chi non ha un biglietto, trattoria Garofalo, una certezza, vedrete la partita qui e speriamo che tu sei nei distinti Sto là, il distinto tedesco. però. sopra, quindi di fronte a Adesso no, piano dove terra. ci sono le panchine, dall'altro lato. No, di Ok, fronte perfetto. alla A proposito, ma il settore ospiti dov'è? un lato sinistro mio. Alla tua sinistra? No, alla lato tua destra, destra, lato alla tua destra, destra. lato Perché alla tua sinistra c'è la curva loro, giusto? La Perfetto. mia alla sinistra. Perfetto, perfetto. Grazie mille. Forza Napoli! Grazie mille. Grazie mille, buona serata da Mano Guardasera. Ma questi già l'hanno visto. Questo c'è.